E ci incontriamo anche qui a San Piero Patti. C'è un po' di freddo, però voi non vi fermate. No, assolutamente, il freddo non ci può fermare, anzi ci dà più spinta perché noi dobbiamo portare il calore del nostro folklore e non ci fa sentire freddo. Speriamo di non farlo sentire neanche agli altri. Certamente no, perché siete un gruppo che porta calore, il calore siciliano. Certamente, noi con le nostre danze, anzi adesso faremo una danza siciliana, quindi vedete un pochettino con quanto entusiasmo lo facciamo, quindi portiamo calore a tutti quanti. Anzi poi se vogliono ballare anche gli altri, assieme a noi saremo ben felici di poterlo fare. Vediamo che ci sono anche giovanissimi, quindi i Cariddi riescono ad attirare giovani e meno giovani, tutti insieme per portare avanti la tradizione della nostra Sicilia, il nostro folklore. E questo è il nostro scopo, quello di fare in modo che anche i giovani possano amare questa nostra tradizione, perché i giovani rappresentano il nostro futuro, per cui insomma stiamo attenti a coltivare loro diciamo, questa nostra tradizione. Qual è l'augurio e l'auspicio per questo nuovo anno? Che sia, non dico praticamente uguale a quello dell'anno scorso, perché per noi è stato un anno bellissimo, pieno di tante soddisfazioni, quindi per noi basterebbe ricalcare fedelmente l'anno scorso. Cosa dedichiamo adesso agli amici di Onda TV e Bella Sicilia? Allora, agli amici di Onda TV e Bella Sicilia dedichiamo una tarantella siciliana, la tarantella di Cariddi. Facciamo i complimenti a tutti i membri di questo grande gruppo siciliano, davvero bravissimi. Il calore della Sicilia. Eh sì, con questo freddo almeno ci riscaldiamo e facciamo riscaldare anche il nostro caloroso pubblico. Il gruppo di Cariddi, ma quando nasce questo gruppo? Il gruppo nasce nel 1972 da quel signore lì, quello con la chitarra, lui con sua moglie, allora fidanzati, 53 anni di attività. Complimenti. Grazie. Inizio del nuovo anno e iniziano anche i nuovi appuntamenti qui a San Piero Patti. Sì, iniziano gli appuntamenti che abbiamo inserito all'interno del nostro calendario delle manifestazioni natalizie, che quest'anno abbiamo deciso di dedicare un po' a quello che è quelle che sono le attività sociali e di solidarietà. Infatti abbiamo deciso di intitolare questo manifesto come Natale insieme, Natale solidale. Sono state diverse le iniziative dedicate appunto alla
a tutte le fasce della popolazione. Questa sera avremo questa scrippellata tradizionale in piazza Duomo insieme al gruppo folcloristico, proprio perché abbiamo deciso di andare a rivisitare quelle che sono le tradizioni tipiche del Natale siciliano, che prevede, oltre al presepe, la musica tradizionale, quindi la musica folk, e ovviamente il piatto tipico, che è quello delle scrippelle, sarebbero le crespelle fatte diciamo fritte, che dalle nostre parti a San Piero Pratti hanno questo nome particolare, appunto assumono questo nome particolare di scrippelle. In ogni famiglia nel periodo delle festività natalizie queste crespelle vengono preparate, di solito sono le nonne, le mamme che le preparano con molta cura per i nipotini. Insomma, quando in una famiglia si preparano le crespelle è sempre una grande festa. È un piatto povero della tradizione contadina, però ancora oggi nel 2025, anzi nel 2026, continua come dire, a suscitare il piacere della tavola di tutte le famiglie. Fra l'altro stasera le mangeremo in entrambe le versioni, c'è sicuramente la versione zuccherata, ma dovrebbe esserci anche un assaggio della versione salata. È uno degli eventi, insomma, che caratterizzeranno questo gennaio qui a San Piero, questo inizio di gennaio, come prosecuzione delle manifestazioni natalizie. Tra poco andremo a vedere come si preparano, entreremo nel laboratorio di Carmela che sta proprio in questo momento friggendo. Non c'è famiglia dove non si fanno le crespelle. Ecco, quindi stiamo assistendo proprio al momento della frittura. Sì, stiamo friggendo. Quindi si prende l'impasto e si taglia. E si mette nell'olio caldo. E andiamo dietro le quinte a vedere come si prepara questo dolce siciliano tipico di San Piero Patti, ma anche di altre zone. Qui vediamo il momento della frittura. Sì, buonasera. Sì, stiamo friggendo le crespelle, speriamo che piacciono. Come si preparano? Ecco, partiamo dagli ingredienti. No, gli ingredienti sono semplicissimi: della farina bianca, il lievito madre, e sale, basta, acqua, tutto qua. E poi la frittura in olio ben caldo. In olio caldo, noi usiamo olio di girasole per essere più leggere. Quanti minuti la frittura? 10 minuti, sì, 10 minuti. Bisogna girarle sempre? Sempre. Le faremo con le acciughe e con lo zucchero. Quindi abbiamo sia la versione dolce sia la versione salata. Sì. E poi si passano nello zucchero e sono queste qua. Mentre la versione salata si mette un po' di sale. Metteremo le acciughe salate. Ecco, questo è proprio l'impasto. Questo è l'impasto, sì. Più o meno quali sono le dosi? Non c'è una dose precisa, uno si regola man mano col tatto. Man mano si regola, non c'è una dose, tanta acqua, tanta farina. Metti 1 chilo di farina e poi l'acqua, quella che serve. Che tipo di farina utilizza? Farina bianca. Quindi 00. 00, sì. È una specialità che si prepara tutto l'anno oppure... Periodo di Natale di più, periodo di Natale, periodo di San Giuseppe. Poi le fritture piacciono sempre. Lei ha preso questa ricetta da piccola? Sì, qua si rimanda da generazione in generazione. Lo facevano le nostre nonne, le nostre mamme, un po' tutti. In tutte le famiglie si fanno. Non c'è famiglia dove non si fanno le crespelle. Questa è la parte finale. Si passano nello zucchero e sono pronte. Da gustare ancora tiepide? Sì, più calde sono, più buone sono. Come tutte le cose, no? Più sono calde e più sono buone. Questa abbiamo detto è la versione dolce. La versione dolce, sì, con zucchero e cannella. Più tardi prepareremo anche la versione salata con le acciughe. Salate con le acciughe, sì. Prima finiamo queste e poi passiamo a quelle salate. Che forse quelle sono più buone, piacciono di più. Parliamo anche di San Piero Patti, perché questo è un borgo che ha una lunga storia. Sì, è un borgo che ha una storia che si perde, diciamo, nella notte dei tempi.
Quando parliamo della storia di San Piero dobbiamo iniziare a citare la fase medievale, la fase sicuramente nella quale San Piero diventa un centro importante. Probabilmente questo borgo medievale diciamo, si potenzia e si accresce nella fase medievale sulla base di quello che era un precedente insediamento tardo antico, probabilmente tardo imperiale. La tradizione vuole, la leggenda vuole che qui ci fosse un insediamento che prendeva il nome di Petra, proprio perché nei dintorni di San Piero Patti esistevano diverse cave di pietra, cave di marmo in particolare, di un particolare marmo rosso, che veniva utilizzato, che era particolarmente pregiato e veniva utilizzato per la costruzione. Probabilmente quindi a San Piero già ai tempi dell'antica Tindari o dell'antica Bacena era un insediamento di coloni che si occupavano appunto dell'estrazione di materiale lapideo, e quindi diciamo, le vicende di San Piero erano legate a queste due principali città che erano Tindaris e Abakainon, e poi successivamente l'esploit si è avuto nel periodo medievale. Le notizie più antiche della baronia di San Piero risalgono alla fine del 200, quando San Piero apparteneva alla famiglia De Manna, e poi successivamente nella baronia di San Piero Patti si insediarono gli Orioles, che detennero la baronia di San Piero di fatto fino all'800, con tutte le varie vicissitudini familiari, dinastiche, mettiamola così. A noi piace ricordare la fase del 1356, che è la fase che ogni anno rievochiamo in autunno, adesso con il corteo storico dedicato a Federico IV d'Aragona. È una fase importante perché a quell'epoca, nel 1356, a San Piero ci fu una rivolta popolare contro i baroni Orioles appunto, e per diverso periodo un lungo periodo San Piero rimase senza baronia, e nel dicembre del 1356 il re Federico d'Aragona, Federico IV, fece tappa a San Piero perché pensava di trovarvi un paese ribelle, un paese in armi contro qualsiasi tipo di autorità. In realtà trovò invece un popolo pronto ad accoglierlo, e proprio per quel motivo Federico IV decise di liberare San Piero dalle angherie del feudalesimo, e San Piero divenne una città demaniale. Rimase una città demaniale per circa una cinquantina d'anni, poi però fu di nuovo riassegnata alla famiglia Orioles. Quindi una storia plurisecolare. Sicuramente la fase medievale è quella più importante. Una lunga storia, restano ancora tanti resti qui sul territorio di questo passato glorioso, e si sta lavorando proprio per valorizzarlo, ma anche per incentivare il turismo. Tanto è stato fatto, ma quali sono gli obiettivi del futuro anche di questo 2026? Sì, diciamo che abbiamo lavorato tanto sulla valorizzazione di quello che abbiamo. Purtroppo non ci resta molto del castello, abbiamo soltanto i ruderi del torrione, ma in quella che era l'area dove sorgeva il castello noi abbiamo adesso lì una bellissima struttura polivalente che è il nostro centro culturale, che sicuramente nei prossimi mesi continuerà ad essere, anzi sarà ancora di più fulcro delle nostre attività culturali. Lì abbiamo oltre ad avere la sede della biblioteca comunale, di alcune sale mostre dove si trova la bellissima mostra dell'artigianato artistico sanpietrino, abbiamo anche un bel cineteatro che abbiamo riaperto, riattivato da circa un anno, e sul quale sicuramente vogliamo puntare nei prossimi mesi per cercare di rivitalizzare al massimo anche quella che è la tradizione della recitazione, della commediografia del nostro territorio. Tra l'altro il teatro, questo auditorium, cineteatro, è intitolato a Francesca Manetti Carrara, che è stata un'importante protagonista del teatro dialettale catanese. È sicuramente una figura da riscoprire e alla quale pensiamo di poter dedicare prossimamente degli eventi importanti.
E in quella stessa sede, tra l'altro, stiamo lavorando per la realizzazione della nuova sala archivio storico. Proprio lì negli ultimi mesi abbiamo concentrato, insomma abbiamo trasferito tutto quello che era il patrimonio archivistico del nostro comune, e grazie a un finanziamento che è stato ottenuto dal Ministero della Cultura negli ultimi mesi due esperti archivisti stanno lavorando al riordino di tutto l'archivio storico, e speriamo nei prossimi mesi di poterlo rendere fruibile. Quindi diciamo quella zona lì, quello che è il centro polivalente del castello, sicuramente è una struttura sulla quale stiamo puntando e nella quale organizzeremo, insomma abbiamo in programma di organizzare degli eventi importanti nei prossimi mesi. Poi ovviamente c'è il centro storico che voi ormai conoscete bene, che con le vostre telecamere avete sempre filmato, avete sempre seguito e documentato quelli che sono stati gli eventi di questi ultimi anni. È un centro storico ricco, abbiamo delle belle chiese, abbiamo un bellissimo percorso gagginiano grazie alle statue appunto della famiglia del Gaggini che si trovano nelle nostre chiese, abbiamo una bellissima fontana di Santo Vito, la fontana del Tocco, insomma un centro storico sul quale vogliamo sempre di più puntare, con un gioiellino che è il quartiere Arabite, per il quale, come più volte già detto dal nostro sindaco Cinzia Marchello, sul quale abbiamo puntato. Abbiamo un bel progetto che riguarderà appunto la riqualificazione di tutta quell'area, di quel quartiere lì, e speriamo che questo possa diventare veramente volano di promozione turistica e culturale per il nostro centro. Vice Sindaco, continuano gli eventi a San Piero Patti e questo è un evento che fa parte del cartellone natalizio? Sì, uno degli eventi inseriti nel cartellone natalizio, questo dedicato al turismo delle radici, alle tradizioni legate al Natale. È uno degli eventi che abbiamo inserito in questo cartellone, che quest'anno è dedicato ai bambini, agli anziani, alla popolazione più fragile. Abbiamo cercato di fare un Natale all'insegna dell'inclusione. Abbiamo visto la preparazione delle crespelle che poi qui hanno un nome particolare a San Piero Patti. Sì, un nome particolare che deriva sicuramente dal nostro gallo italico, il dialetto nostro sanpietrino, e noi ci teniamo infatti alla valorizzazione della nostra
identità e del nostro dialetto. C'è il nostro assessore Salvatore Fontano che sta lavorando tanto, abbiamo avuto il riconoscimento del nostro dialetto e l'inserimento nel RAIS, e quindi questo per noi è molto importante. Stiamo puntando molto sulla valorizzazione delle nostre tradizioni e sulla riscoperta e anche sul lavoro per farlo conoscere fuori. Avremo la possibilità di gustarle qui in piazza, nella Piazza Duomo, in maniera gratuita. Sì, in maniera gratuita le vogliamo offrire proprio per far conoscere i nostri sapori a tutte le persone anche di fuori e anche offrirle ai cittadini di San Piero. San Piero Patti è un comune che ha tanto da raccontare, tanto da mostrare, tante tradizioni, poi tanti anche commercianti, quindi ci sono davvero tutti gli elementi per portare avanti un'attività turistica in maniera forte. Sì, siamo fortunati perché praticamente abbiamo grandissime tradizioni che vanno riscoperte, poi grandi imprenditori e grandi attività sia dal punto di vista gastronomico con i ristoranti, le attività, i B&B, le strutture ricettive, e quindi è un bel mix che ci dà la possibilità di offrire bei pacchetti turistici a tutti coloro che vogliono venire a vivere e approfittare di qualche giorno di relax e di vacanze in un borgo tranquillo a misura d'uomo, soprattutto a misura di bambino. Avete messo in calendario tantissimi eventi, un po' in tutto l'anno. È terminato il Natale, si guarda già al Carnevale. Sì, stiamo cercando di destagionalizzare l'offerta turistica, infatti per ogni stagione, per ogni mese c'è sempre un piccolo o un grande evento a seconda della stagione, e già i nostri maestri, lo diceva bene, i nostri maestri che stanno realizzando, stanno già al lavoro sulla cartapesta, sulle opere per la preparazione del Carnevale. Quest'anno abbiamo avuto il riconoscimento del Carnevale storico italiano, questo è un grande traguardo, un grande risultato, lo inseguiamo da diverso tempo e ci siamo riusciti grazie al lavoro di squadra che abbiamo fatto con i ragazzi che lavorano la cartapesta, con anche il lavoro che ha fatto l'associazione Petra che ci ha seguito in questi anni, il lavoro di equipe di tutti, ma diciamo che il Carnevale qui a San Piero è molto sentito, i ragazzi, le satte che tutte le notti fino all'ultimo secondo cuciono, fanno gli aggiustamenti sugli abiti e qui poi per 7 giorni diciamo il paese si ferma perché si vive questa tradizione in maniera profonda e c'è anche un ritorno, e questo è bello perché anche chi lavora fuori, chi è dovuto emigrare, ritorna qui in paese per vivere il Carnevale, e sono 7 giorni di festa in cui ci sono le serate danzanti dal giovedì grasso al martedì e poi per riprendere per la tradizione tutta sanpetrina del Carnevalone che è il sabato successivo. Qual è l'auspicio per questo nuovo anno? E che porti pace e serenità, lo si dice magari sempre, ma quest'anno ha veramente un significato ancora più forte dopo tutti questi anni che stiamo vivendo, e quindi ci auguriamo veramente che sia finalmente un anno di pace e di tranquillità. Allora, noi ci godiamo lo spettacolo anche dei Cariddi che stanno proprio per arrivare in piazza. Sì, sono un gruppo della tradizione siciliana, sono veramente bravi e non vediamo l'ora di poterli ammirare. Quale strumento è? Ci parli di questo strumento? Sono nacchere tradizionali, tipo quelle spagnole, però una volta venivano usate anche per la musica popolare siciliana, quindi è tutto un insieme di ritmi, cose che vengono poi sincronizzate assieme con i tamburi, la fisarmonica e tutto il resto che contorna. Così come ha visto prima con la quartara che fa un suono basso, però è molto caratteristica, è molto poco. Sentiamo il suono?
E non mi motivati, stai che sono principale. Io non mi motivati, stai che sono principale. Ci manca la moneta, perché vita non è vita, se ci manca la moneta. Oh Madonna, Madonna mia, paci di villa, carità. E non mi motivati, e non mi motivati. Oh Madonna, Madonna mia, paci di villa, carità. E non mi motivati, e non mi motivati. Prende il via la grande serata, buonasera. Buonasera, buonasera. Cosa si gusterà questa sera? Le crespelle con le acciughe, queste sono salate e queste sono dolci con lo zucchero. Tradizione San Pietrina. Quanto sono amate? Tantissimo. Ed oggi qui in questa piazza che atmosfera si respira? Un'atmosfera di festa, di famiglia. La magia del Natale, la magia del nuovo anno. Soprattutto tanto freddo stasera. Un po' di vento. Però le persone partecipano comunque, ne siamo contenti. Qual è la vostra versione preferita? Dolce. Anche per me dolce. Cosa auguriamo a tutti i presenti? Buon anno a tutti, pace, serenità e amore. Ripetiamo il nome di questo dolce? Le scrittelle con lo zucchero e con l'acciuga. E vi aspettiamo a San Piero Patti, grazie!